Ma se ne sentono di tutti i colori, di certo non sarà più a Cortina da quel che è dato a sapere, non abbiamo altre comunicazioni, però direi che prima che esca dall'Italia questo impianto sarà bene che pubblicamente siano presentate le spese, quindi i conti di Cesana del Piemonte e anche un eventuale cronoprogramma, onde evitare che si diffondano le solite leggende metropolitane. Quante possibilità ci sono che la Lombardia rinunci a qualcosa per darlo adesso a Cortina? Ma guardi, questa è un'associazione che noi abbiamo fatto di fatto, Milano-Cortina, con un'equa suddivisione delle discipline. Sono cambiate molte cose nel frattempo ed è corretto che ovviamente si punti a un riequilibrio, visto e considerato che le Olimpiadi le facciamo in due e non c'è solo la Lombardia. Litigherete? Ma no, ma non serve litigare, penso che sia un fatto di buon senso, non è che possiamo pensare che le Olimpiadi a Cortina le si possano fare solo con due discipline, il curling e la discesa femminile, ci vogliono anche altre compensazioni con altre discipline olimpiche. Di fatto non si farà il villaggio olimpico, da quello che ho capito. Ma questo ancora non è dato a sapere, visto e considerato che comunque Cortina è città olimpica, sarà sede di gare olimpiche, per cui cercheremo di capire cosa accadrà. La stanno raggiungendo i cavalli. Sì, perché sentono parlare di Olimpiadi e nelle Olimpiadi estive c'è anche l'ippica. Presidente, però a questo punto non è che il nome Cortina diventa il nome immagine per poi rimanere poi più orientati verso nord-ovest, Lombardia e Piemonte? Io partirei da Losanna, dove hanno dato l'investitura a Milano e Cortina. Nel dossier Cortina era prevista la centralità del bob e tutta una serie di discipline. Adesso, come è previsto e accade molto spesso nelle Olimpiadi, si tratta di riequilibrare e redistribuire le discipline olimpiche. Il Presidente degli Industriali del Veneto ha detto che è stata una grande perdita e anche un po' una figura così a livello internazionale, ecco. Ma a mio avviso ha ragione, visto e considerato che poi sento degli ragionamenti che veramente fanno sorridere. Cosa portano le Olimpiadi in Veneto? 1,5 miliardi di opere pubbliche, già con un elenco chiaro, 1,5 miliardi di PIL, sancito da Ca' Foscari, Bocconi e Sapienza, e poi una visibilità unica, 3,5 miliardi di cittadini al mondo che vedranno le Olimpiadi. Ecco, se questo non vale il gioco, allora vuol dire che qualcuno si trova sul posto sbagliato. Latte Bus che ti aspetta all'Open Day. Potrai visitare lo stabilimento di Chioggia e assaggiare il buonissimo gelato e gli ottimi prodotti caseari. Sabato 21 ottobre dalle 10 alle 16:30 le porte sono aperte e alle 10:30 ci sarà la cerimonia di apertura. Sarà un'occasione per conoscere una grande azienda presente da anni nel territorio. L'ingresso è gratuito e potrai usare il servizio navetta dal parcheggio di Ridotto Madonna al parcheggio della chiesa San Michele di Brondolo. Latte Bus che ti aspetta all'Open Day, sabato 21 ottobre. Ciao Andrea, ciao amici di Chioggia Azzurra e di Cavarzere Azzurra. Ecco, questa è la zona per il quale ti faccio vedere, ci sarà la riqualificazione di questa zona e grazie all'associazione Il Tarassaco e una collaborazione stretta anche con Aliper, che è sempre gentile a collaborare con l'amministrazione comunale. Il 4 novembre alle ore 10 vi aspettiamo tutti per l'inaugurazione della riqualificazione della zona. Questa sarà appunto una parte di parco che verrà riqualificata con la piantumazione di piante locali, quindi non andremo a mettere piante che sono al di fuori del nostro contesto cavarzerano, e non faremo altro quindi che inaugurare questo parco con anche una targhetta proprio per ricordare la nostra Maila, la Maila Beccarello, che come sapete è stata brutalmente uccisa da il suo ex compagno, se così lo possiamo definire, però ecco, qui vogliamo appunto ricordarla riqualificando questa zona. Abbiamo invitato tutte associazioni sportive, culturali, scuole, tutto il consiglio comunale, siete invitati anche voi a partecipare perché vorremmo appunto inaugurare questa riqualifica, ecco, della zona proprio in onore di Maila. Questo appunto proprio per ribadire il nostro no alla violenza sulle donne. Ciao, grazie. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia.
Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. Dunque, la via che è quella che collega Strada Madonna Marina con il ponte Baden-Powell, il ponte in legno, il ponte che attraversa l'Usenzo, che c'è vicino alla scuola Nicola del Conte, lì nella parte, diciamo, sinistra, andando verso Strada Madonna Marina, c'è un'oasi felina e quindi ci sono le casette dei gattini, ci sono le associazioni che insomma curano questo aspetto, però purtroppo ci sono tante persone che portano lì gli avanzi di cibo, in pratica ne portano a quintali. Allora, con tutto il rispetto di chi ha amore per i gatti e che segue queste cose, va benissimo, però lasciare il cibo in quella maniera significa aumentare, diciamo, i vari parassiti, insetti, eccetera, eccetera, i topi. Infatti le foto che vedete sono dei topi che sono lì, e quindi invitiamo chi ama gli animali a non buttare quintali di cibo, perché tra l'altro, oltre a, diciamo, a creare problemi anche di possibili malattie, possibile, diciamo, sì, insomma, da un problema sanitario, c'è il problema che il comune per la deratizzazione spende decine di migliaia di euro. Tra l'altro qualcuno fa sparire i contenitori, quelli appunto per le esche, in pratica, tra l'altro, quindi diciamo al danno c'è anche la beffa. Quindi invitiamo le persone che hanno amore per i gatti a non buttare il cibo in quella maniera, buttarne una quantità inferiore e magari aspettare che i gatti mangino. Tra l'altro, parlo col cappello in mano, ma i gatti selvatici dovrebbero arrangiarsi a trovarsi l'alimentazione, teoricamente. Ecco, forse dico una cosa che magari sentiremo l'amica Loretta dell'app cosa dice, però francamente buttare tutto quel cibo vuol dire moltiplicare le possibilità di infezioni, di malattie e di topi. In municipio a Chioggia, il 18 ottobre 2023, è stato siglato un significativo protocollo d'intesa tra il Comune e la Lega SPCGIL. Questo accordo mira a rafforzare l'impegno congiunto nella promozione delle politiche sociali, rappresentando un passo importante verso una comunità più solidale ed inclusiva. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha enfatizzato l'importanza della prevenzione del disagio sociale e l'intervento tempestivo per affrontarlo. Questa collaborazione con la Lega SPCGIL di Chioggia, ha dichiarato, consente di unire competenze e risorse per affrontare con maggiore efficacia le sfide sociali della città. Sandro Marangon, assessore alle politiche sociali del Comune di Chioggia, ha sottolineato che il protocollo è perfettamente allineato con gli obiettivi dell'amministrazione. La rete di cooperazione sul territorio consentirà di monitorare le situazioni di disagio e di garantire un contributo fondamentale di tutti gli attori coinvolti. Gli obiettivi principali di questo accordo includono lo scambio di informazioni tra la Lega SPCGIL e il Comune relativamente ai servizi sociali offerti nel territorio, l'analisi congiunta delle aree di bisogno problematiche e la proposta di azioni di intervento. Pasticceria Bertotto in Calle Ponte Scarpa Chioggia, le migliori brioche per la vostra colazione, le deliziose paste per i vostri momenti golosi e le magiche torte per i vostri giorni più importanti. Pasticceria Bertotto in Calle Ponte Scarpa Chioggia, 041 400 902.